Nuovo colpo di scena, l'annuncio arriva direttamente dal presidente del Venezia Calcio, Gio Tacopina. La società da ora lavora alla riammissione al campionato di Serie B. Oggi, come non mai, mi sento sicuro che il mio club l'anno prossimo militerà nella serie cadetta. Ma da dove viene tutta questa sicurezza del presidente? Ci dà non la certezza matematica, perché ci deve essere un percorso di valutazione, ma per le informazioni che abbiamo acquisito e soprattutto per le dichiarazioni che sono state fatte direttamente dal Palermo, ci sentiamo tranquilli di essere la prima squadra che verrà riammessa al campionato di B. D'altronde il Palermo ha dichiarato di non aver presentato la fideiussione, che questa fideiussione non è mai esistita, e le norme su questo, come ha dichiarato anche il presidente Gravina oggi, sono stringenti e non lasciano spazio a nessun tipo di interpretazione o di deroga. Dalla partita contro Carpi è caduto di tutto: tensioni, capovolgimenti di fronte continui, play out sì, play out no, sentenze, emozioni. Oggi i segnali che arrivano da Palermo sono tutti a favore di un Venezia in Serie B. Anche se in un modo non, chiamiamolo così, non dipendente direttamente da noi, ma per un inadempimento loro, però sia finalmente emersa una situazione che sicuramente ci avvantaggia, ma forse ripristina anche un po' di equità. Sul piano amministrativo la società si sta già muovendo come se la Serie B fosse certa: adempimenti, documentazione, fideiussione come richiesto da questa categoria. Oggi ovviamente in questa situazione di informazione che abbiamo non possiamo che pensare alla Serie B. Stiamo già facendo tutta la documentazione integrativa necessaria da depositare per il 5 di luglio e poi dal punto di vista sportivo cominciamo a ragionare in quest'ottica. Sul piano sportivo nessun tentennamento, inutile prendere tempo e attendere l'ufficialità. Il mercato non aspetta, il Venezia ha le idee chiare su come muoversi. E qui dovrà essere bravo il direttore sportivo, comunque individuare dei giocatori che nella prima fase siano positivi sia per un campionato importante di Lega Pro che per un campionato di Serie B, ma ripeto, nel dubbio mi sentirei molto più spinto a creare la squadra per fare la Serie B.